Siamo qui ad Aquileia, il sito archeologico più famoso del Friuli Venezia Giulia, un sito nel quale vivevano gli antichi romani che da recenti scoperte risultano tutti morti. Questo era per incominciare? No, grazie. È verso l'inizio. Infatti io non ti dico cosa, non sappiamo cosa fare, sicuramente che avrò un'idea molto precisa. Sì. Siamo veramente ad Aquileia. Siamo ad Aquileia, questa è Aquileia ancora per un mese. E dopo basta? Crolla. Come momento anche un po' vecchiotto. La sua ceghe, mi consentito che alle fare il cappotto. Alle fare due lavoretti, sì. Vale la pena, questa è il momento giusto. È il momento giusto per Coverza. Mi pare anche bello comunque cominciare tipo spudando solo una cultura e una città in un secondo. Mi pare una buonissima. Però qua veniva fatto un festival rock, quindi magari. Dove? Aquileia. Fra qualche centinaio di anni parlerà degli antichi Ramones. Quindi Furian te vuol dirmi che non è un caso se siamo qua con Dario e Fabrizio. Aspetta che mi giro. Ciao. E voi cosa fai? Volete organizzare un concerto qua? Sì, siamo gli organizzatori del primo festival del post-rock in Italia. Quindi rock solo strumentale. Il post-rock, è quel ballo famoso. No, il Foxtrot. Foxtrot. Festival del Foxtrot. Rock strumentale? Solo strumentale, quindi non sei il cantante. Ma che mi sono pienamente d'accordo. Mi sono circondato dei cantanti e far finalmente un festival post-rock. Ok, però i produttori di Erisimo così mori, te capisci? Lo capivo, vabbè, qualcuno devi pur morire, insomma. È giusto anche quello, alzo le mani. E quindi vi in gruppi da tutta Aquileia? No, da tutta Europa. Sì. Sarà 4 band italiane e 11 da tutta Europa: Irlanda, Svezia, Germania, Svizzera, Polonia, Barcellona, Parigi. E dopo non so se troppo e me sono perso. 8, 9, 10 luglio. Allora andrà al bagno, magari Marina Giulia, Lignano, Grado, Jesolo, Caorle, tutto quanto. Fai un finale di serata completamente diverso e veni a questo festival. Primo in Italia nel suo genere, tra l'altro. Primo in Italia nel suo genere. Mi ero. Potrei raccontare questa roba qua ai fioi dei fioi. Organizzare una roba del genere penso che sia anche abbastanza semplice, tutto sommato in Italia è una roba che cosa faccio? Faccio un concerto con band da tutta Europa in un posto storico, cosa che vuoi? Mi metto là e faccio, insomma, non sai che te a chiedere. È facilissimo. Infatti sei dal 2020 che cercate di farlo, no? Esatto, solo 2 anni però, no, anche di più. Chi di voi due falcia il pra? Che deve prepararlo? O ce l'è un per de mucche, fai qualche cosa, capre? Una squadra di capre, guarda che non è male. Se fai una squadra che aveva un amico, insomma, che lavora in pastorizia, che porta un 20 capre zovara, lavora bene. Rock strumentale, ma rock, cioè cosa sei? Cattiveria o sei un po' strumentale un po' di tutti i tipi? Diciamo che è un genere che ha diverse influenze. Qui è base rock, quindi i componenti delle band, insomma, principalmente se come i gruppi rock, quindi con batteria, chitarra elettrica strumenti standard, dicevo, però è un genere che ha un sacco di influenze dalla musica ambient alla musica jazz, musica che è anche molto valida, non so, per le colonne sonore, vengono utilizzate nelle pubblicità, nei film. Se capissi anche l'importanza della musica, in questo caso strumentale, proprio ad esempio nei film, perché insomma c'è una scena con una musica sotto la è pensata appositamente per quella scena, per quelle emozioni che devi suscitare, insomma. Quindi ascoltando sto genere qua un poco te puoi vedere le immagini che te volti, dipendi un poco da cosa che ti ha sciolto prima, insomma, che proprio qua sarà solo birra, ovviamente. Ecco, con cosa va abbinato? Con che prodotto? No, Sì. con la birra Barabba, mi pare da ricordare. Esatto, con la birra Barabba. Ma perché voi se qua parla in triestino, qual è il motivo? Non capisco. Per noi, per adattarsi o avere qualche problema? Problemi tanti. No, perché siamo di Trieste e qua solo organizziamo l'evento. Noi abitiamo in provincia di Gorizia. In provincia di Gorizia, no, allora questo paio di triestini che diventa Bisiacchi e che lavora in Forlania, allora va il tutto, tutto adesso.
le regole di una volta dove c'è un minimo. Tutti gli altri collaboratori, non so, quel che si occupa delle carte, sì. quel che si occupa dei palco, quel che si occupa della grafica, quel che si occupa del sito, sito T, un sito T, un sito me. Sì, sito ok, per uomo. social, Un po' con me, un po' con lui. quella stampa, chi che ha rapporti con la stampa, Lui, quel che fa le carte, mi, Sì. e quel che si occupa del beverage, delle robe così. mi e lui. Ok? Quindi che ha organizzato tutto in due, cioè per farvi capire che ha organizzato un festival internazionale in due, triestini tra l'altro, cioè non due normali. Pensa che noi si vantiamo che facciamo tutto noi, facciamo do video mone così. L'ingegnere deve compilare un documento che se metti dei punteggi o delle risposte sì no, a seconda delle caratteristiche dell'evento, quindi quanta gente c'è, se è all'aperto, se è al chiuso, se eccetera eccetera, e c'è anche un punteggio per possibile uso di droghe. No, si alza, comunque messo 5. Gavè organizza qualche altra roba o prima roba che fai, tu sa cosa organizziamo un festival Ma internazionale? sì che organizzasse, è ovvio, no? Cosa credi che sia? Io aveva fatto un evento nel 2018 che era un futtio così di gente. Ti sono molto preparato, ti vedo che ti sono preparatissimo. Veramente Ma perché che piaci il genere, no? che Abbiamo organizzato questa 2 giorni all'Oft a Trieste, dove che abbiamo portato 4 band a sera da tutta Italia, quindi la nicchia della nicchia, perché è un genere poco conosciuto, con band emergenti italiane fatto a Trieste, che è poco in centro Italia. E niente, abbiamo fatto questo evento, una scommessa, e abbiamo fatto pieno di gente, era un futtio di gente. Futtio è il termine tecnico che la questura utilizza esatto. quando c'è tanta gente, no? Esatto. Quando chi fa anche dopo te leggi sul giornale, no? Se non so, una manifestazione qualcosa, io era un futtio di gente. Le autorizzazioni se spunti se sei futtio sì o no. Quando avevi fatto le carte era Sì, ma perché- futtio o fottio, non ho mai capito. Mi penso con la U. Mi viene a dirlo con la U. Anche me. Futtio, Mi parla del futtio, mi viene. perché fottio Io mi pare un augurio che faccio a me stesso per il futuro. Per diverso, insomma. che io possa. Che io possa. Questa è una rubrica offerta da Coldrone Sofar. Coldrone Sofar. Allora, Offerte della settimana. noi siamo qua adesso, Sì. qua sotto. Quasi il buco romano, no, il foro, come si chiama? Il buco romano, ma per favore. Aspetta, Il buco romano ti arriva a dire. mi piaceva dire il buco romano. Allora, là c'è il buco romano. Ah, roba importante, Sì. che ha detto, che in questo video vi sarà un codice sconto. Sì, quindi dipende da voi, dalla vostra scaltrezza. Cioè se avere un sconto dipende da se il fatto, proprio se perché il codice sconto, perché il codice sconto è sconto. Quindi non so che diciamo quel che sei. No, Dove guardare tutto il video e beccare il codice durerà sconto. 65 minuti. Sì. Bisogna venire perlomeno per sostenere questi due pazzi. No, ma proprio per sostenere quel che ha dovuto passare per arrivare a questo. Tra Cioè, l'altro. ha fatto 2 anni nei quali, perché sta roba doveva essere del 2020. Nel luglio 2020. insomma. Quindi ha dovuto passare qualsiasi cosa e adesso dove venire proprio per chi se lo merita l'Ori. Cioè, non perché la musica sbella. Ma no? se è relativa la musica. L'Ori se lo, Questo è del contorno, sì, cioè, solo per il lavoro che se lo femo. merita per il sforzo che ha fatto, quindi deve venire in tanti al festival. E praticamente, guarda, quasi tutte quelle robe vecchie che adesso ti la zona perché se vecchie, no? Parli degli auti. Sì. E qua, se giremo, devo passare a inquadrare. Belle. Qua c'è lo spazio, Sì. no? Qua dove si sarà il palco, qua sarà la gente, giusto? Esatto. Ok. Guarda che te sa che te sono bravo. In questo momento siamo in piazza Capitolo, in centro ad Aquileia, è un posto come che potete vedere veramente figon. Non sarà proprio qua il concerto, ma adesso magari facciamo 2 passi che arriveremo, è vicinissimo, a qualche minuto a piedi. Ma che avere un palco tipo questo, di 4 metri per 3? È un pochetto più grande. Tipo? quindi Cosa sei? È 8 metri per 10. No? Ma voi sei fuori, voi sei Sì, fuori. siamo fuori. Questo è il grande problema. Perché siamo di Trieste, no? Sì. Siamo de fuori. Siamo de fuori, esatto. Mattino arriveremo. Tutte le possibili problematiche che può essere in caso di emergenza. Tipo, non so, un incendio, robe così, tipo... Attacco extraterrestre, come vedo che comportare? Quelli che avevamo 2 contraerei a laser. Ah, boh. Perché 2 che basta l'ingegnere che ha detto Che ha che detto 2. che basta 2. Là c'è la strada che abbiamo fatto prima.
che bello. È quasi Aquileia dall'alto, guarda che bella. Il fatto che non sia parte cantate, quindi esiste in Italia un gruppo di questo genere che ha qualche nome strano? Sì, anche divertente. Ad esempio c'è una band a Milano che si chiama The Singer is Dead. Cioè non sei il cantante perché sei morto. I voleva metterlo, però ma è morto e che lo ha con Palori, tra l'altro. Questa è la seconda parte del nome. Noi volessimo fare post-rock, però come il cantante, basta coparlo. Basta coparlo. Cos'è che non viene? No, lo copevo. Si può comprare il biglietto singolo o se no il pass, che insomma lo chiamiamo così, ma che dà la possibilità di avere i biglietti per tutte e 3 le giornate. Quasi dove cagamo pissa? Sì. Merda. Sì, era tutto legale, era dentro un bar con bagno annesso. Sì, non avevamo fatto sui monumenti e robe del genere. Campanile, anche se Flavio voleva pissare sul campanile, ma ha detto guarda che mi pare che promoturismo. Per ricordo. Per ricordo degli Orita. Segnare un po' il territorio. Segnare, sì, così, sì. La band più grossa che avremo qua è una band irlandese, si chiama God is an Astronaut, per dire, cioè Dio è un astronauta. Bella! Che vuole un po' di fantasia, ecco. E se andai sui nostri social troverai un reel sulla nostra pagina di Instagram, certo, dove che abbiamo tirato un video di un astronauta che balla, tipo che fa festini in navicella, e che abbiamo messo sotto la musichetta dei God is an Astronaut, perché è lui che fa festa con le babette, no? E quando sarà sto festival? Quanti Sì, giorni? le date, service importanti. Col fresco. Col fresco. 8, 9, 10 luglio. Vabbè, sei frescone, 8, 9, 10 luglio. Una giacchetta. Sì. Una giacca a vento. Che non so, Conosco gente che faria questo. Cossagà il palco, come dicevi prima, è una roba mostruosa, delle luci, delle robe. Vista la dimensione del palco, che avremo anche tutto l'impianto audio e luci tarado, ovviamente. Avremo gli accecatori, un casino di luci. Chi sei gli accecatori delle persone? Dei signori con un fiocco all'aceto. E quindi vieni proprio vicino. Scusa, sono l'accecatore, perdonami. Esatto. Si usa nel post-rock. Sì. Ma no, è scritto proprio nel regolamento del biglietto. Te venirà accecato durante il concerto. E uno comprando il biglietto già accetta nei termini che venirà accecato con dell'aceto. Comunque, cioè effettivamente un festival qua Gazzà ha una bella suggestione del suo, insomma. Te sono immerso tra le rovine dell'antichità e te ascolti musica, si perdi. Fa viaggioni infiniti. Assolutamente sì. Diciamo Italian Post Rock Movement, è la pagina insomma dal quale organizziamo questa cosa, e anche dal sito del festival che si chiama concretionfestival.com, uno insomma entra di tutte le varie informazioni e da là insomma c'è il tasto che porta alla biglietteria online, puoi comprare già adesso i biglietti, se no venirà qua e li comprerà qua. Avendo tante influenze di tanti generi, quel che può essere la musica l'ambient, il metal, il jazz in alcune situazioni. In realtà ognuno va per i fatti suoi, quindi te lascia la libertà di immaginarti quel che te vuoi. Anche il stesso gruppo, il bassista pensa una roba, cantante. Così è nato il progressive forse. Ognuno faceva quel che voleva. Il lato turistico della cosa, cioè adesso noi abbiamo fatto il giro del Pra, giusto Drio gli alberi, che sarà Drio al palco, che avevamo il foro romano da qui. No, sei robetta. Allora, adesso faccio vedere. Mica. Qua sarà il palco. Sì. Qua, e se gireremo da qua ed è quasi il foro romano, quindi potete andare a dormire qua. Si può andare a dormire? No, non si può. Non era qua dove chi voleva fare il campeggio? Perché? Sì, ma dopo non so. Aveva la sua buona esaltando così. Ma ogni giorno incomincia dalle? Ma 6:03 più o meno. 6:03? Mezzanotte. Più mezzanotte. Mezzanotte. Ok. Potremmo vantarsi che venirà a visitare Aquileia, oltre che per il festival, una ragazza che viene giù dalla Svezia. Per dire. Dalla Svezia. Una sveziese. Esatto. Bellissimo. Non sei proprio vicino. Che non avrà caldo niente quei 3 giorni. Niente. Concerto e bagno turco. Beh. È fantastico. E anche donazione del sangue, perché senza l'auta qua sarà un po' impegnativo, quindi magari quindi no, anche insomma potessi essere anche un avviso insomma al promoturismo dei mussatti, che sappi che anche gli Orica avrà il loro promoturismo, insomma, che puoi fare un giro dal suo ufficio qua da dire vicino. Tra l'altro voi avete una roba che mi invidio tantissimo, le braghette curte, cioè proprio in questo momento mi stavo soffrendo e l'Ori in braghette curte mi dà fastidio parecchio.
Ma metti caso che uno ha trovato veramente il codice sconto, cosa si fa di questo codice sconto? Bisogna andare sulla biglietteria online, quindi sul sito che si chiama O Events, magari ti metterà. Lo metterò qua sotto se sono sta bravo, se no sarà qua sopra, se no sulla fronte del Flavio. Esatto. All'interno delle varie pagine, delle varie giornate, venerdì, sabato o domenica, sotto di dove che c'è i biglietti per la singola giornata c'è un tasto, si chiama promo code. Mettendo il codice sconto, che dove averlo trovato, si sblocca un biglietto scontato in occasione, insomma, di video. Non lo troverà mai. Ma se Panoce ste qua? Sì. Ragazzi, in luglio sei pronte? Perché sennò potevi fare un'offertone popcorn che era... Questo caldo che sei probabilmente trovi pronto, ti butti solo il size già pronto. Ti butti il size così qua? Ascoltando la musica ti sentirai il rumore. Che bello! Qua siamo giusto davanti a dove che sarà l'ingresso del pasto per le cavrette. 4 cavrette che deve venire, insomma, qua è Darghe Zoo come Dio comanda. Ma sei enorme sto posto. Sei grande. Ed è grandetto, sì. Quindi il palco dove va? E il palco sarà qua sulla destra. Come direzione siamo anche giusti. L'ingresso sulla destra si troverà il palco, là sulla sinistra sarà il chioschetto, insomma, con una birretta molto buona, questo saluto. È buono. E piace anche a Walter. Che piace, è buono, è buono. Sì, altra roba che aveva becca il codice sconto, voi che se... No, se sconto perché non deve beccarlo. Non se lo trova il codice sconto, se è difficile. Noi volevamo invitarvi da Gelindo Piccinin per fare una ciacolata, per devi verificare se sei ancora se ancora soffrire di tristicolite oppure se sei liberati dal morbo. Sì, perché il fatto comunque comincia ad allontanarsi dalle città e vi voglia di lavorare. Infatti sai che sto organizzando una roba così grossa non è tanto normale. Non è tanto. Non è un buon segnale. No, non è un buon segnale. Ringraziamo Dario e Fabrizio per questa intervista, per avermi raccontato questa roba che sto organizzando. Bello. Dobbiamo partire 8 al codice sconto. Ciao amici. Ciao.